All'insediamento del neocommissario straordinario dell'ASP, dottor Mario Zappia, era presente anche il presidente della Commissione Sanità, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, che nel fare gli auguri di buon lavoro al neocommissario ha anche sottolineato dei punti critici e si aspettava una nomina di un dirigente generale, non di un ulteriore commissario straordinario, cosa che vuol dire ancora avere una fase transitoria verso un territorio lacunoso e messo male, auspicando anche un interesse maggiore verso i nostri presidi ospedalieri provinciali e sperando che la sanità da noi migliori anche in vista delle ingenti risorse finanziarie disponibili, al fine di migliorare la nostra offerta sanitaria e che i nostri conterranei non vadano a curarsi fuori dalla Sicilia, facendo in modo che i reparti della rete ospedaliera previsti possano essere completati e finalmente fatti funzionare. Io non sono favorevole ai commissariamenti, nel senso che non è ovviamente una cosa personale, ci mancherebbe pure. Mi sarei aspettata un direttore generale in maniera tale che, come diceva bene l'onorevole Mangiacavallo, quest'ASP avesse, diciamo così, entrasse già nell'ordinarietà del lavoro, no? Perché comunque lei arriva qui da commissario e quindi mi auguro che non sia anche questa una fase transitoria e ancora una volta i problemi che poi l'ASP ha, perché ce li ha con i suoi 5 presidi ovviamente e con il territorio che è molto lacunoso. A livello di territorio siamo veramente messi male. Ecco, io mi auguro che poi non ci sia da dire però era un commissario e quindi è stata una fase diciamo così, transitoria. Sicuramente non sarà così, sicuramente nei prossimi mesi ci sarà questo stacco peraltro di periodo estivo, che è normale, che tutto va a rallentatore, quindi la cosa che mi preme dire è sui presidi ospedalieri. Oggi leggevo di una interrogazione dell'onorevole Fava e allora diciamo che poi la politica interviene a torto o a ragione, perché magari vede le situazioni dall'esterno, perché vengono rappresentate. L'assessore dice sono il controllore, non sono il controllore di nessuno, amo questa terra, sono tornata per motivi vari e diversi, ne sono innamorata follemente, mi dispiace quando vedo che questa sanità è sempre al palo. Oggi ci sono le risorse anche economiche, perché in ogni caso accanto alla rete ordinaria abbiamo questa rete Covid che consente in qualche maniera delle aperture. Io mi auguro che tutto questo venga utilizzato e canalizzato per dare una sanità efficiente, efficace al territorio e far sì che i nostri conterranei e i coprovinciali in questo caso non pensino di curarsi fuori provincia, insomma, ecco, quindi io credo che uno degli obiettivi, visto che parliamo anche di strategie economiche, deve essere quella, l'abbiamo detto più volte, di bloccare questa emorragia che è data da una passività per gente che va fuori. E questo credo che sia un obiettivo strategico in qualche maniera. A questo poi ci sono le cure di alta specialità, quindi la rete ospedaliera, e chiudo, non voglio farla lunga, poi avremo modo di confrontarci. A volte sono venuta qui in maniera un po', mi ricordo, e chiedo scusa per quella volta, forse sono venuta durante una riunione, era morta da poco la ragazza che aveva preso la malaria e ancora una volta poi vieni attaccato alle sene, quindi io dico, se ci sono le possibilità non devono essere gli altri, la stampa con tutto il rispetto, a stuzzicare ma dobbiamo motu proprio agire per dare risposte. E nella rete sono stati messi una serie di reparti che devono partire, devono funzionare, così come l'altra nota dolente di quest'ASP sono tutti questi articoli 18, ex articoli 18. Io mi auguro che anche in questo comparto si faccia diciamo con serenità ordine, insomma, ecco, e dare continuità che poi diventa continuità assistenziale e di eccellenza per i pazienti.